discesa dal picco dei Sette Fratelli, dalla cima. Scendere è più facile che salire, quindi 5 minuti siamo alla macchina. Dopo un'ora, vado a Ruiz, vado. Guarda quanto siamo. No. Davanti scriveva se non dovevamo. Facciamo questa cosa 4 volte a settimana. Diventiamo capre. No, diventiamo forti molto. Qui è dove siamo passati a 4 zampe per salire. Dobbiamo farci un pezzo a 4 zampe. Ma in discesa. No. Qui. Sì, abbiamo fatto il giro di questo. Tu pensa... Oh yeah. Ok, qui è un po' dalle piante. Un po'. Un po'. Ma qui abbiamo camminato a 4 zampe, non siamo bene. E non siamo stati qua, facciamo gli altri, no? Allora, ne devo stracciare in matasa. Ok. Ah, vedi, adesso qui siamo abbastanza vicini. Questo percorso sarebbe un problema, ma giusto di notte. Cioè, no. Perché c'è luce qua. Adesso almeno c'è luce. Ok. Ah. Sono impigliato nei rovi. Ah? Nei rovi anche tu? Devi solo stracciarli dalla roba. Ok. Ma tanto Andre, c'è la pietrolina che hai lasciato tu, siamo a posto. Ci sei, sì? Quasi. Mi vedi tu? Sì. Ok. Allora, quella secca qua sta petto, ma un ricordo? Sì? Qui vicino c'è il sentiero, mi sa. C'è il sentiero, quello che noi abbiamo chiamato sentiero. Ok. Oh yeah! A pustruncava mata. A pustruncava mata, no? Qui ci sono molti rovi. Che pieno di rose,
trasporto. Dove? Io mi sono un po' vicino al guardo. Mi sa che adesso sta quasi facendo buio. Io mi sono incastrato giù. Ce la fai? No. Stracciati i rovi dalla roba. Ci sto provando, però è tutto intorcigliato. È tutto intorno a me. Ma è roba che puoi rompere? Sì. E allora tira. Io la sto distruggendo questa. Ok, ci sei. Ah. È bello a quest'ora perché, cioè, quelle sono le nuvole, questa nebbia che si vede. Siamo in mezzo alle nuvole. A posto, è già un punto d'arrivo che si può camminare anziché strisciare e arrampicarsi. Arrampicarsi non lo userei. Ci dovremmo rilampicare, forse che mi sto no, e poi devo fare il giro del fiume. Da, posto. Questa è una di queste cose da zenghi, vai. Stai. Però la verità, se il tuo madre minimo tecnologico ha preso il mio numero, l'ha salvata e ha guardato l'immagine di questa. Sì. Quindi cosa sta averlo fatto? Spero di no. Perché? Perché sennò magari pensava che lei sa che tu sei con me e pensa che la stavi chiamando per un'emergenza. Sono le mie ultime forze. E là qui c'è il fiume che abbiamo attraversato tipo un quarto d'ora fa, quello Quanto d'ora fa? dove tu ci hai messo il piede. Ah, sì. E qui è segnato, no, è la pietra rossa. E gasta, non si. Il luogo adesso. Non mi ricordo che è questo luogo, però no. Se ho passato questa struncatura. Eh? No, non metterne ancora. Conservalo. Come sempre teniamo un po' di distanza tra di noi per non farci male a vicenda con i rami. Ok. Qui si può camminare, passiamo qui. C'è un odore diverso adesso. Lo senti? Mi ricorda qualche animale. Ricorda un po', è presente la cimice? Quella è la puzza che fa la cimice. Ma questo siamo nel posto dove
dove io ho detto che era il sentiero scavato da là. Boh. Perché sapete che Qui io non so se stiamo salendo o scendendo. Cioè in teoria siamo in salita, ma non vuol dire niente. Però in ogni caso, seguendo un posto libero fra gli alberi, si arriva ad un sentiero poi e indica là. Cioè al massimo 2 ore siamo giù. Non è manco. stavamo camminando dalle qua. Ah, sì, Che ore sono? Le 6:30? 2 ore di cammino. Siamo passati? A me sembra di sì. E quello è il sentiero dove io ho detto che era il fiume. Boh. Oh, però stiamo ripetendo le stesse cose più volte nel video. Veramente. Questa cosa no del fiume. Siamo passati io, boh. Di cosa? So che non è il momento adatto, però la gamba è sbagliata. Ho bisogno di... Vediamo se almeno in 10